43 immigrati clandestini sono giunti stamattina a Crotone a bordo di un motoscafo che era stato intercettato a 20 miglia dalla costa dalla Guardia di Finanza e scortato fino al porto. Gli extracomunitari erano partiti nei giorni scorsi dalla Grecia, fermati 2 scafisti dello sbarco, entrambi di nazionalità greca. Programma stage o programma strage è quanto si chiedono in una nota i circa 350 stagisti della regione. I giovani chiedono tempi brevi e una soluzione concreta per bloccare la fuga dei cervelli e garantire la meritocrazia. Il segretario nazionale del Partito Democratico Pierluigi Bersani in visita in Calabria per i ballottaggi del prossimo 29 e 30 maggio nelle città di Cosenza e Crotone. Nel suo intervento Bersani ha trattato i maggiori temi di interesse nazionale, dichiarando che il PD è un partito troppo giovane per aver risolto tutti i problemi. A 6 giorni dal ballottaggio per le comunali, Crotone riconquista la scena elettorale. È stato reso pubblico l'apparentamento della candidata di centrodestra Bianchi con Pasquale Senatore, che sarà suo vice. L'ex sindaco ha detto di essere ritornato a casa e di aver solo scherzato con la sinistra circa una possibile alleanza con il sindaco uscente, che a sua volta ha sottolineato l'incoerenza di Senatore.